Una settimana di basket a Venezia, affacciati alla laguna. L'ottava edizione del The Nick Camp, il camp estivo di basket organizzato dal playmaker dell'Umana Reyer Andrea De Nicolao, per la prima volta è sbarcato a Lido. 90 bambini, ragazzi e ragazze provenienti da tutto il nord Italia hanno vissuto una settimana piena di emozioni nel complesso dell'ex liceo Severi delle Terre Perse e il Cader Moro al Lido di Venezia. Tutti i partecipanti sono stati premiati. Molto importante il messaggio finale. Non abbiamo la presunzione di insegnare a nessuno di diventare Michael Jordan in una settimana, ma la cosa a cui tengo di più è che questi ragazzi continuano a giocare a basket, continuano a coltivare questa loro passione e in un futuro chi da addetto stampa, chi da procuratore, chi da giocatore, chi da allenatore possono continuare a far parte di questo nostro bellissimo sport. Tante le sorprese che hanno fatto sognare i bambini. Abbiamo avuto Stefano Tunut, Bruno Cerella, Julian Stone, Andrea Ricci che è il mio procuratore, c'è mio fratello che anche lui è un giocatore professionista da 6-7 anni, sono venuti a trovarci i miei genitori che hanno raccontato ai ragazzi tutto il retroscena miei dietro le quinte. Poi il playmaker dell'Umana Reyer ci regala un'anticipazione di mercato molto importante. Io adesso probabilmente resterò qua con la Reyer, anzi senza probabilmente, adesso nelle prossime settimane lo staff e il nostro presidente sveleranno un po' le carte di tutti quanti. Io qua sono stato bene, mi piacerebbe e mi piace sicuramente poter continuare a stare qui a Venezia. De Nicolao ha anche le idee chiare sulle mosse future e sui prossimi obiettivi della squadra da raggiungere. Mi auguro che la squadra l'anno scorso sia confermata il più possibile perché abbiamo creato veramente un gruppo speciale. Quale sarà l'obiettivo? Poi ti lasciamo andare. L'obiettivo dell'anno prossimo? L'obiettivo è vincere il più possibile, quindi partiremo subito dalla Supercoppa e poi penseremo a un obiettivo alla volta.